Dobbiamo aspettare di capire come si svilupperà la curva, se in crescita o in decrescita, e soprattutto dobbiamo capire anche in giro per l'Europa come sarà la situazione. In questo momento le frontiere sono bloccate, il turismo è completamente bloccato e quindi pensare di riaprire sarebbe davvero irresponsabile e inutile. Ad oggi non ci sono le condizioni per poter viaggiare. È realistico, il sindaco di Treviso Mario Conte, è lecito ipotizzare che ci sarà uno slittamento nella data di riapertura dello scalo trevigiano. Non è un problema veneto, aggiunge, ma internazionali saremo pronti a ripartire con slancio quando la situazione lo consentirà. Piuttosto è il momento ora di lavorare per spingere sul via libera il progetto di ampliamento dell'aeroporto che rischia di arenarsi con il cambio di esecutivo e la caduta del ministro Costa. Lui aveva in mano il dossier sul master plan e il progetto di sviluppo dello scalo trevigiano. Adesso, non appena il governo sarà insediato, anche al completo dei sottosegretari, chiederò immediatamente un appuntamento, perché ormai la pratica è più che matura, nel senso che sono state fatte tutte le osservazioni, gli approfondimenti, le specifiche e le integrazioni, e quindi siamo pronti alla firma. Mi auspico che questo governo, che ha l'insegna del rilancio, degli investimenti e del sostegno dell'economia, non perda ulteriore tempo. Quanto abbiamo perso secondo lei con il cambio di governo? Abbiamo perso diversi mesi. Per quanto riguarda il tema specifico dell'aeroporto, in realtà stiamo perdendo anni, il limite è stato abbondantemente superato.